I figli continuano a chiedere di poter tornare nella loro casa e di poter riabbracciare i loro peluche. Emily di 3 anni, Nicholas di 6 e Sofia di 11 hanno gli occhi tristi, quasi rassegnati dopo essere scampati dall'incendio che sabato scorso ha distrutto in parte le loro cose e la loro abitazione di Gemona. Tutta la camera di mia figlia proprio distrutta, che è questa qua della terrazza, e qua la parte della sala da pranzo. E dentro è tutto nero, è irrecuperabile. Quello che secondo me quel po' che c'era da recuperare è tutto da buttare. A trovarsi senza casa né beni a causa di quella che pare essere stata una bravata è stata la famiglia Calderini Caputo. La notte del 5 aprile le fiamme appiccate alla loro Volkswagen, posteggiate all'esterno di via Usoppo, si sono estese alla loro abitazione, ora gravemente danneggiata. La fuga della famiglia è stata repentina grazie alla figlia maggiore rimasta a guardare la TV. Io la cosa che dico, grazie a Dio che mia figlia era sveglia, che io ero ancora sveglia, perché se no non saremo qui perché il campanello non si sente. Io ho detto adesso saltiamo per aria. Non so come ho trovato mia figlia, mi ha dato la forza, quella grande, mi ha detto mamma stai tranquilla, adesso usciamo. E siamo usciti dalla parte dietro. I due genitori, i 3 bimbi e il loro cane si sono trasferiti temporaneamente nel monolocale della mamma di Aleandra ad Artegna, ma nel frattempo si è subito attivata la macchina della solidarietà, come ad esempio la raccolta fondi promossa online da Fabrizio Pecoraro, un cittadino udinese colpito dal loro dramma. Che non conosco, è un angelo, non conosco. E sono rimasta che una persona che non ti conosce riesca a creare una cosa così grande. Ma ad attivarsi sono stati anche gli istituti scolastici e il comune che si è già mosso per affidare alla famiglia evacuata un'abitazione da mettere a disposizione fino al ripristino dell'immobile danneggiato. Mi sento veramente in colpa a prendere, anche quando mi danno tutte queste cose, vestiti, giochini per i bambini perché non abbiamo più niente. Mi sento in colpa con la comunità non lo so, io sono sempre stata abituata a dare.